Sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri di Due Ville per chiarire quanto accaduto ieri mattina in una villetta di via 2 Giugno, una tragedia scampata per miracolo durante una lite tra fidanzati poco più che ventenni all'interno dell'abitazione. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo 23enne in preda all'ira ha utilizzato un coltello minacciando la fidanzata. Per soccorrere la sorella è così intervenuto un 22enne che è stato colpito 3 volte dalla lama. La ferita più grave all'addome ha provocato una grave emorragia che fortunatamente è stata tamponata immediatamente al pronto soccorso del San Bortolo, consentendo così di salvare la vita al ragazzo. Sono stati gli stessi militari ad essere intervenuti dopo l'allarme lanciato dai vicini. L'aggressore, ormai calmo ma in stato confusionale, era ancora all'interno dell'abitazione. Rimane da chiarire se l'arma fosse in suo possesso prima dell'aggressione. Per il momento l'accusa è di tentato omicidio. La famiglia, composta dalla madre e dai 2 fratelli, è conosciuta in città e in municipio. Per questo oggi i militari si sono recati dal sindaco per comprendere meglio la cornice sociale in cui è maturato il grave evento. La famiglia è conosciuta, ecco, possiamo dire questo. Questo fatto però era un qualcosa che al di fuori del... Sono fatti che vanno ovviamente al di fuori di ogni previsione, quindi e che ti colpiscono e che sconvolgono e ti chiedi cosa può essere successo. Lasciamo che le forze dell'ordine facciano il loro lavoro e speriamo che il ragazzo possa tornare presto a casa. Sicuramente saremo vicini alla famiglia. A tutti gli altri suggerisco l'attenzione e anche il riservo e il silenzio, perché credo stiano, anzi, senza tanto credo, la famiglia sta soffrendo per quanto è successo, quindi cerchiamo di non dare ulteriori motivi di tensione.